Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti, un buon inizio settimana amici delle stelle. Ritorniamo dall'oroscopo di Radio.0 in questo primo lunedì di aprile, 4 aprile, e partiamo subito con le ultime novità. Ariete, avete parecchi sogni nel cassetto, amici. Realizzarli tutti, lo sappiamo, non è possibile. Operate quindi una scelta, anche tenendo conto dell'investimento economico richiesto in questo caso. In materia di finanze, oggi siete a cavallo. Nonostante spendiate a piene mani, l'economia tiene. Toro, bella la luna armonica a Giove e a Nettuno, i quali assicurano una tenuta emotiva impeccabile di fronte agli imprevisti promossi invece da Marte e Saturno oggi. Stimolati poi da un notevole estro, potete mettere in cantiere un progetto senza la fretta di realizzarlo. Gemelli, tante belle opportunità da cogliere per voi. Peccato che oggi sonnecchiate senza voglia di fare, preferiate restare nella fantasia dove niente succede però davvero. Il capo vi lancia delle occhiatacce per richiamarvi al dovere, ma c'è poco da fare, quando non gira, non gira. Cancro, tutto fila liscio come sul velluto, un mix di creatività, senso pratico e disponibilità verso gli altri vi rende il carro trainante di tutto lo staff. Con il partner e i figli l'accordo poi è a dir poco perfetto, sereni e sorridenti fate concorrenza alla famiglia della pubblicità. Leone, contrariati dal trio formato da Luna, Marte e Saturno, apparite incerti sul da farsi in questo inizio settimana. Avete già provato a parlarne con il partner, ma le risposte fino a qui risultano insoddisfacenti dopo tutto. Ciò che in famiglia scambiate per disinteresse può essere invece la scelta precisa di non intromettersi. Pensateci su. Vergine, la Luna esercita un'azione distensiva sul vostro umore, ma l'assenza del supporto di Giove in orbita opposta al segno oggi consiglia di rinviare affari e decisioni. Se un problema di coppia poi vi preoccupa, parlatene, magari davanti a una cenetta gustosa accompagnata da un buon vino. Bilancia, giornata senza infamia e senza lode per voi, di relativa monotonia, fatta salva una buona notizia riguardante un contenzioso sul mutuo della casa risolto a vostro favore finalmente. Un amore nascosto vi prende tanto e a nulla valgono le considerazioni razionali. Il cuore in questo caso va per la sua strada. Scorpione, sfacciatamente contrari oggi la Luna, Marte e Saturno e si registrano così perturbazioni in casa. Attenzione, di qualunque cosa si tratti apparite insolitamente disarmati. Delusioni poi da un collega che in un contenzioso con i vertici non vi sostiene e non si schiera neppure dalla vostra parte. Sagittario, un lunedì tranquillo vi aspetta. Occuparvi delle pulizie di casa, del giardino o dedicarvi a qualche hobby da tempo trascurato vi infonde serenità. Forse però dovrete rinunciare a un breve viaggio o declinare un invito degli amici a causa di improrogabili incombenze. Capricorno, positivi i consolidamenti professionali, rassicurati da una stabile situazione economica potete permettervi di essere ottimisti per il futuro. L'amore si vive alla giornata, siete affascinati da ogni genere di avventure, anche quelle più trasgressive. Acquario, rendimento al ribasso rispetto ai vostri standard. Oggi la testa se ne va proprio a spasso nel passato, rivangando questioni sepolte e rendendovi distratti e poco reattivi. Piccoli problemi domestici da affrontare in più, conditi da un'insofferenza che naturalmente complica le cose. E chiudiamo con i pesci. Con la luna armonica a Giove e a Nettuno sarete particolarmente amorevoli. Prendervi cura degli altri oggi sarà la vostra missione possibile. Un amico vi regala saggi consigli di cui fare tesoro, programmi costruttivi in più per chi intende mettere su famiglia. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo primo inizio settimana di aprile dalle nostre stelle. Noi ci ritroviamo domani ancora con tante novità. Una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0